Buonasera a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare un aggiornamento pazzesco relativo a una trattativa che il Napoli sta portando avanti ormai da gennaio, che vi avevamo già anticipato, che porterebbe in azzurro un giocatore strepitoso direttamente dall'Olanda. Attenzione, perché abbiamo un retroscena da raccontarvi veramente pazzesco che riguarda Antonio Conte e il giocatore. Vi svegliamo quello che è successo nella giornata di ieri. Prima di continuare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se volete vi potete abbonare per diventare i veri protagonisti della nostra redazione. Ebbene sì, signori, il calciomercato del Napoli è sempre in movimento. Manna non ha mai mollato le diverse trattative, le diverse piste aperte nello scorso mercato di gennaio, perché vuole consegnare ad Antonio Conte un Napoli sempre più competitivo. E Antonio Conte avrebbe messo nel mirino un giocatore del quale è stato letteralmente stregato in Champions League e che rappresenterebbe secondo lui un upgrade pazzesco. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedulà, anche il noto esperto di calciomercato, in un suo intervento di ieri sera a Sport Italia, il Napoli starebbe pensando sempre di più a Igor Paixão come possibile colpo in attacco per il prossimo mercato estivo. Colpo che insomma ve ne avevamo già parlato precedentemente, ma che in questo video vi vogliamo dare un aggiornamento veramente molto ma molto interessante. Infatti, l'attaccante brasiliano del Feyenoord sembra essere in cima alla lista dei desideri di Manna e di Antonio Conte. Il primo tassello, signori, a prendere un'ala sinistra e in pole ci sarebbe infatti proprio lui, Igor Paixão, il brasiliano del Feyenoord, che nei giorni scorsi ha già avuto, pensate un po', i primi contatti direttamente con il nostro allenatore Antonio Conte. Conte gli avrebbe presentato il progetto tecnico del Napoli, e questo ci fa solo che piacere, perché significa che Conte siederà ancora sulla panchina del nostro Napoli per la prossima stagione, mostrando insomma un ruolo centrale che avrebbe Paixão nel nuovo Napoli nella prossima stagione. Infatti Paixão è in grado di giocare anche a destra, e questo farebbe sì che ci permetterebbe, diciamo così, di avere sugli esterni due giocatori sensazionali e veramente fortissimi nell'uno contro uno, ovvero a sinistra Neres e a destra Paixão. Il brasiliano del Feyenoord, che nei giorni scorsi ha avuto proprio i contatti con Antonio Conte, piace tantissimo soprattutto a De Laurentiis e anche a Manna. Conte scommette su di lui esattamente come ha fatto con David Neres. Insomma, signori, la fantasia brasiliana sulla fascia Napoli e Feyenoord si parleranno ancora nelle prossime settimane. Il prezzo del Feyenoord fissato è di 35 milioni. Da quello che abbiamo potuto raccogliere, quello confermato a Sport Italia, il Napoli sarebbe pronto a offrire 25 più 5 per arrivare a 30. Insomma, un punto di incontro è molto vicino, una trattativa che sembra destinata a concludersi nei migliori dei modi. Detto questo, signori, fatemi sapere cosa ne pensate di Paixão, se è un profilo che vi piace. Ci vediamo domani per il prossimo video. Buona serata.